Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, nell'elmo di Scipio se cinta alla testa. Eccola la nuova caserma di Vittorio Veneto. Dopo 40 anni i Vigili del Fuoco tornano in città. Una cerimonia questa mattina alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose. In prima fila il presidente della regione Luca Zaia e il sottosegretario all'interno Stefano Candiano. Un appuntamento tanto atteso, da 40 anni non mancavamo dalla città di Vittorio Veneto. Finalmente siamo rientrati in città e volevamo festeggiare adeguatamente questo evento. Un evento importante, una vittoria, spiega il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Questo ci consente di effettuare la nostra attività di soccorso tecnico urgente, non solo di soccorso tecnico urgente ma anche di prevenzione incendi e di diffusione della sicurezza, della cultura della sicurezza in modo più idoneo. Il distaccamento di Vittorio Veneto, oltre 2 milioni di euro il costo dell'opera, serve il territorio delle Prealpi Trevigiane, un bacino di 70.000 abitanti ed una superficie di 300 km², territorio questo caratterizzato da rischi di carattere idrogeologico e sismico. Da sempre i Vigili del Fuoco sono sinonimo di sicurezza e in questo luogo facilmente raggiungibile, dal quale facilmente si possono raggiungere molte zone del territorio, e la popolazione si sente indubbiamente più sicura. Fra l'altro è vicina anche all'ospedale, vicina ai comandi della polizia stradale, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, e quindi abbiamo in qualche modo, grazie alla intelligente opera delle amministrazioni che si sono succedute, costituito una piccola cittadella dell'emergenza. L'emozione davanti all'inno Piave cantata dal tenore Francesco Grollo. Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. S'udiva intanto dalle amate sponde, sommesso e lieve il tripudiar dell'onde. Era un presagio dolce e lusinghiero, il Piave mormorò, non passa lo straniero.